Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Telefriuli, Pianeta Dilettanti, tutto quello che ruota attorno al calcio dilettanti con i suoi protagonisti. Oggi parleremo in particolare di settore giovanile e scolastico che promuove, organizza e sviluppa l'attività sportiva e formativa dei giovani calciatori del territorio assieme al coordinatore federale del settore giovanile scolastico, Giovanni Messina. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie a lei perché è la prima volta che viene negli studi di Telefriuli e approfittiamo per andare a proprio parlare di settore giovanile scolastico della FIGC, in particolare delle funzioni, di come è organizzato. Certo, allora intanto il settore giovanile scolastico è un settore alle dirette dipendenze della Federcalcio e come dicevi ha il compito di promuovere e disciplinare le attività giovanili, quindi dalla fascia d'età dai 5 ai 16-17 anni, quindi fino alla categoria allievi. Esiste una struttura a livello nazionale, quindi c'è un presidente nazionale e una sede a livello nazionale e poi ogni regione ha il cosiddetto coordinamento federale regionale che io ho il piacere di coordinare in Friuli Venezia Giulia ormai dal 2009. Tanti sono i collaboratori, abbiamo una dipendente, la signora Donatella Lacota, e poi un'ottantina di collaboratori che negli anni in effetti si sono via via aumentati perché le attività soprattutto negli ultimi 5 anni sono decisamente cresciute. E la nostra sede tra l'altro è a Palmanova, assieme alla sede quindi degli arbitri, è la Palazzina Gialla per chi la conosce, e a fianco a quella del Comitato regionale della Lega Dilettanti. Quanto è importante l'approccio del settore giovanile scolastico nelle società dilettantistiche, la crescita naturalmente del calciatore, del giovane calciatore, l'educazione del ragazzo stesso in una società e in particolare anche la preparazione dell'adulto che gli sta accanto? Assolutamente sì. Beh, intanto proprio il regolamento del settore giovanile, e hai usato i termini giusti perché proprio da regolamento il settore promuove e disciplina l'attività giovanile con finalità che sono tecniche, educative, didattiche e sociali, quindi tutti questi sono aspetti che fanno parte assolutamente del mondo giovanile e proprio perché uno degli obiettivi è certo formare il giovane calciatore, la giovane calciatrice che se poi è un talento possa emergere per quanto può, ma rientra assolutamente nelle funzioni anche quello di formare una persona. Renzo Olivieri, che è il direttore della scuola allenatori, spesso dice di formare il cittadino non solo dell'Europa ma del mondo. Ecco, quindi rientra in tutte queste finalità anche la nostra funzione, che è una funzione di supporto, tant'è vero che il settore viene definito un settore di servizio. E qual è la funzione del coordinatore federale? Perché magari uno non lo sa, quindi bisogna anche far capire al telespettatore stesso quali sono le funzioni importanti del coordinamento. Certo, allora intanto noi come struttura abbiamo questa ottantina, dicevo, di collaboratori che sono distinti nelle classiche categorie: l'attività di base, che è uno dei grandi contenitori, quindi la fascia d'età 5-12, l'attività scolastica, l'attività femminile, calcio a 5 più altri progetti. Ecco, il mio compito è di coordinare queste attività e riuscire anche a creare una sinergia all'interno dei collaboratori, e sono un po' il referente sul territorio del settore nazionale. Come si diceva prima, uno degli obiettivi è anche quello della formazione, quindi di fare in modo che le persone, tutti gli adulti, che siano genitori, allenatori, dirigenti, tutti gli adulti che gravitano attorno al giovane calciatore e alla giovane calciatrice possano essere competenti. Ecco, in questa anche attività il mio ruolo è quello di un po' coordinare questi aspetti e in alcuni casi contribuisco direttamente. Io sono fondamentalmente un tecnico imprestato momentaneamente ormai dal 2009 a dire il vero in questo ruolo dirigenziale, ma sono fondamentalmente un tecnico, quindi in alcuni casi proprio agisco anche direttamente, soprattutto nella formazione. Con l'obiettivo anche di promuovere un metodo, un manuale d'allenamento anche in alcuni settori? Assolutamente, nel senso che la Federcalcio ha dato al settore giovanile scolastico ormai 5-6 anni fa di attuare sul territorio il cosiddetto programma di sviluppo territoriale, che dal mese di febbraio dell'anno scorso prende il nome di Evolution Program, ed è un programma, un progetto che ha proprio l'obiettivo di
contribuire, di essere al servizio delle società e contribuire a sviluppare una formazione. All'interno di questo contenitore Evolution Program o programma di sviluppo territoriale ci sono i centri federali territoriali, c'è l'area di sviluppo territoriale e ci sono tutte le iniziative di formazione. Mi viene in mente adesso, e colgo l'occasione anche per farlo presente, che attualmente sono proprio in essere 3 corsi, stiamo facendo a livello regionale, si chiamano Grassroots livello E, Grassroots è il termine che la UEFA utilizza per tutto quello che è il calcio di base, ovvero il calcio non professionistico, e sono 2 corsi Grassroots livello E, il level entry cosiddetto, proprio di l'adulto, il dirigente o l'istruttore non abilitato che entrano nel mondo del calcio e hanno questa iniziale formazione, e ne stiamo facendo 2 per dirigenti e 1 per istruttori. Noi stiamo facendo vedere il sito della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, proprio per aiutare anche il telespettatore a entrare nel dettaglio di ciò che stiamo dicendo. Il sito per gli addetti ai lavori è consultatissimo, immagino. Allora, sì, l'idea è proprio di dare informazioni il più possibile. Ecco, preciso, non è il sito della Lega Dilettanti, ma è il sito della Federcalcio, perché in effetti il settore giovanile scolastico è un settore alle dirette dipendenze della Federcalcio e la Lega Dilettanti è una lega che ha un suo sito a sé stante. E è un sito, quindi la nostra pagina anche del Friuli Venezia Giulia, che si vede anche adesso in sovrimpressione, è una pagina, è un sito proprio all'interno del sito della Federcalcio, e la nostra pagina a cui si accede cliccando sulla voce Regioni proprio ha l'obiettivo di informare il più possibile. Quindi i comunicati ufficiali sono lo strumento ufficiale attraverso il quale anche il settore giovanile scolastico comunica alle società. Spesso si è visto che per vari motivi le informazioni hanno difficoltà a essere divulgate. Ecco allora il sito, ma anche la pagina Facebook. E noi abbiamo una pagina Facebook istituzionale che è FIGC Friuli Venezia Giulia e che è proprio quella del settore giovanile scolastico. Alcuni la confondono con quella della Lega Dilettanti, che invece ha una sua pagina a sé stante. Ecco, l'idea è proprio quello di divulgare informazione. Perché? Perché informare è la maniera anche per venire incontro a istruttori e a dirigenti sulle tante norme che esistono, ma anche su tanti aspetti tecnici e metodologici. Prima si parlava di metodologia e proprio all'interno di questo Evolution Program c'è una metodologia che quindi da 5-6 anni noi portiamo avanti per conto della Federcalcio, ed è una metodologia che proprio ha come obiettivo quello di espandersi nel territorio. Non stiamo dicendo mai che è la metodologia l'unica che conta, quella più corretta, ma è la metodologia dell'Evolution Program. Ecco, è proprio l'idea anche dei centri federali o dell'altro progetto che si chiama Area di Sviluppo Territoriale, ha proprio come idea quella di condividere questa metodologia con tutti gli allenatori che ne sono ovviamente interessati. E ritornando in Friuli Venezia Giulia, i settori giovanili della nostra regione, delle nostre società dilettantistiche, come sono organizzate? So che alcune hanno anche delle affiliazioni con società professionistiche, per esempio. Certo, è vero, e ci sono società che hanno proprio anche l'interesse e il piacere di condividere con altre realtà, e quindi ci sono società che sono affiliate a diverse società professionistiche. A me preme anche ricordare che dal punto di vista federale queste affiliazioni non contano. Esiste però anche in ambito federale una distinzione tra società, e in particolare per chi lavora nell'attività di base, ma in realtà non solo, e come Federcalcio, anche questo in realtà in accordo col settore tecnico, c'è un regolamento al riguardo, noi distinguiamo le società che svolgono l'attività giovanile in 3 grandi categorie. I centri calcistici di base, che sono la maggior parte delle realtà e che necessitano di requisiti minimi che sono previsti dalla normativa. Mi viene in mente un allenatore, per esempio, in ogni categoria di base o in ogni squadra della categoria giovanissimi e allievi. Poi ci sono società che lo richiedono e che riescono ad avere una struttura tale per cui, per esempio, ci sono più allenatori abilitati e riescono a fare informazione al loro interno, per cui è previsto che ci siano almeno 4 incontri a livello
di stagione sportiva tra i tecnici o con i genitori. Ecco, queste che sono il lavoro, sono adempienze in più, portano poi queste società a essere qualificate come scuole calcio o il livello superiore è quello di scuole di calcio elite. Quindi ecco, noi abbiamo questi 3 riconoscimenti. La scuola calcio elite è un riconoscimento che viene ratificato dal settore nazionale e mentre è compito del sottoscritto ratificare le scuole calcio e i centri calcistici di base. Quindi una vostra classificazione questa. È una classificazione e mi piace ricordare non assolutamente per quanto riguarda risultati o prestazioni, ma più che altro per organizzazione. In particolare preme molto al settore giovanile scolastico creare un ambiente ideale all'interno del quale la giovane calciatrice e il giovane calciatore possa esprimersi al massimo. Se poi questo giovane calciatore o giovane calciatrice ha del talento e possa anche andare oltre, tanto meglio. Ma ecco, creare un ambiente per cui anche progetti con psicologi, progetti di integrazione sociale, ecco, sono degli esempi di progetti che fanno le scuole di calcio elite. Ecco, per creare l'ambiente ideale di apprendimento. Noi e che fanno la differenza quindi per una società sicuramente. Prego? Che fanno la differenza in una società. Fanno la differenza e sicuramente può essere anche non nel brevissimo termine, ma sicuramente se è una cosa organizzata e strutturata a lungo termine siamo convinti, il settore è convinto che possa essere di notevole aiuto, senz'altro. Noi siamo in chiusura, ringrazio Giovanni Messina, coordinatore federale del settore giovanile scolastico, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi per l'invito. Ritornerà nostro ospite. Volentieri. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Pianeta Dilettanti, arrivederci.